L'irredimibile città di Agrigento festeggia così la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Sono queste le amare parole pronunciate ieri dall'Associazione Ambientalista Mare Amico Agrigento, in occasione appunto della Giornata Mondiale dell'Ambiente, nel descrivere la situazione di degrado in cui si è svegliata al mattino una spiaggia del rione balneare agrigentino di San Leone. Rifiuti tra la sabbia, per lo più plastica, lasciati abbandonati a pochi metri dal mare. Questo quanto si può notare dalle immagini fornite dalla stessa associazione. La spiaggia in questione è la prima del Viale delle Dune. Sempre nella giornata di ieri, il responsabile di Mare Amico Claudio Lombardo scriveva: «Questa notte qualche cialtrone delinquente si è divertito a cospargere la spiaggia di rifiuti, ma è altrettanto grave rilevare che ancora oggi, al 5 giugno 2018, non si sia provveduto alla polizia straordinaria degli arenili, non siano stati piazzati cestini dei rifiuti in spiaggia e non sia partito il controllo in mare mediante le squadre di salvamento». Insomma, a dire dell'associazione, la spiaggia agrigentina non è esattamente pronta ad accogliere la stagione estiva e bagnanti e visitatori che la sceglieranno come meta. D'altronde, uno spettacolo del genere, probabilmente opera di qualche incivile che ha poco rispetto per l'ambiente, non invoglia certo quanti passano dal Viale delle Dune a sostare sul posto. Non ci lamentiamo poi, concludono da Mare Amico, se i turisti fuggono via.